La scia infinita di incidenti che si verificano sulla A4 e le conseguenze sulla viabilità ordinaria al collasso dei comuni del Veneto orientale hanno pesanti ripercussioni sulla vita quotidiana delle famiglie di questo territorio. A lanciare l'allarme è Don Mauro Gazzelli, arciprete delle 3 parrocchie di Cessalto, in prima linea per cercare di far cessare la lunga serie di lutti sulla strada. Sua l'iniziativa che ha fatto il Giro d'Italia della messa al casello autostradale della A4 nell'ormai tristemente noto tratto maledetto. Le nostre famiglie sono terrorizzate, mettetevi nei panni di io genitore che ho mio figlio da educare alla strada e dare anche autonomia ai figli. Come fai a insegnare ai nostri figli, alle nuove generazioni l'autonomia di andare in bicicletta, di camminare a piedi? In questa strada qui tu rischi che per schivare un pedone, evitare un motorino, tu puoi andare giù per il fosso. Don Mauro ha avviato una campagna di sensibilizzazione nelle scuole e gli stessi ragazzi hanno realizzato un disegno che ne è diventato il simbolo, applicato su adesivi e magliette. Un appello che abbiamo fatto, questo adesivo, balordo a bordo, è per dire già possono capitare disgrazie sulla strada perché mancano le infrastrutture, come qui a Cessalto, e siamo troppo limitati. Ecco, ci manca solo che qualcuno diventi balordo a bordo. Questo va messo non sul vetro della macchina, davanti sul cruscotto. Non diventare così, sei bravo, rimani bravo, non fare queste cose. E dal parroco di Cessalto arriva un appello diretto al ministro Salvini. Un appello che faccio al ministro Salvini, che si è impegnato, gli metterei questi adesivi sui bicchieri dell'autostrada quando tu prendi qualsiasi bevanda. Ecco, metterlo proprio, soprattutto nel nostro tratto, nei nostri autogrill, qui ci vorrebbe almeno questo, per aiutarci allora a avere ancora più prudenza.